Sossano, momenti di angoscia, di paura. Un bimbo di 7 anni lascia le sue scarpette vicino al Liona e si allontana mentre il papà lavora nell'orto. Siamo a sud del paese e sono le 8:30 di sera quando cala il sole. Purtroppo un attimo di distrazione ha fatto sì che il bambino si sia allontanato da solo e abbia fatto preoccupare il genitore che era con lui. Il bimbo percorre la via che costeggia il fiume e va in direzione di Campiglia dei Berici. Appena si accorge che il figlio non c'è più, il padre, preoccupato che il bimbo malauguratamente possa essere caduto in acqua, lancia l'allarme e scattano le ricerche. Sul posto accorrono i vigili del fuoco del distaccamento di Lonigo che iniziano a cercare il bimbo, ma a quell'ora ormai non c'è più luce. Considerato anche l'orario, ormai eravamo all'imbrunire e la prontezza di spirito appunto del papà ha fatto sì che venissero allertati subito i soccorsi per attivare le ricerche. Queste ricerche sono poi andate a buon fine e il bambino è stato ritrovato distante dal punto in cui erano, ma completamente incolume e riportato poi ai genitori. Fortunatamente il piccolo viene trovato dopo circa un'ora dalla sua scomparsa in un campo vicino e sta bene. I genitori hanno potuto così riabbracciarlo. Il sindaco Enrico Grandis ringrazia i soccorritori per la felice conclusione di questa storia. Un plauso e un ringraziamento particolare va ai Vigili del Fuoco per la velocità e la prontezza nell'intervento, soprattutto per il lieto fine a questa vicenda.